ragazzi, bene così, avanti Napoli. Ricominciamo la scalata alla Divisione 1 finalmente, dopo qualche giorno in cui sono stato assente. E come sapete, il football praticamente ci fa scendere di 2 divisioni, quindi ero arrivato solo alla settima, quindi ripartiamo dalla Divisione 9 e il football ci dice che la fase 8 è iniziata, quindi stagione nuova, comincia oggi, finisce il 6 aprile. Quindi faremo di tutto per arrivare entro il 6 aprile alla Divisione 1. Sarà difficile, ma ci proviamo. Vediamo, avversario trovato, giochiamo contro 2474. Sembra che le forze si equivalgano, Sembra che si equivalgano. Vediamo. Tra l'altro anche lui in Napoli. Pavard, interessante, vedo un Pavard. Vediamo che cosa riusciamo a fare. Purtroppo ripartiamo dalla divisione 9. Cassio, Sergio Ramos, Cigoli, Pavard, Verratti, Mancini, Messi, Ronaldo, Moffi, Ronaldinho, Dybala. È la Madonna. Vabbè, vediamo. Mario Rui proprio nero, perfetto. Mettiamo Olivera, ottimo. Il resto stanno bene, ragazzi, bene così. Avanti Napoli, andiamo al match. Vediamo cosa succede. E vediamo se riusciamo a superare subito questa divisione 9. Spero di sì, raga, così andiamo direttamente in divisione 8 e cerchiamo di portare avanti subito la scalata. Ci proviamo. Il sogno ricomincia da qui, i volti dei tifosi presenti allo stadio non possono che essere felici per il ritorno in questa competizione. Una scena che con molta probabilità oggi si ripeterà su tutti i campi. L'attesa è finita dunque, le chiacchiere da bar e i fiumi di inchiostro versati durante le amichevoli prestagionali lasciano da adesso in poi il tempo che trova. È il momento delle partite che contano. Si scende sul rettangolo di gioco e come sempre, alla fine sarà il campo a parlare. Attenzione. Che complesso magnifico. È sicuramente un valore aggiunto lo spettacolo che ci attende sul rettangolo di gioco. Va a ripartire subito dentro del Osimhen. La partita è già cominciata. Peccato, era scattato il Ciuchi. Cercano l'azione veloce. Grande Lobo è al posto giusto, un bel anticipo. Subito, brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male. Osimhen fa partire subito il Ciuchi. Partire subito il Ciuchi che prova ad andarsene. Ecco che viene servito sulla fascia. E passa Lozano! Che parata! Certo, non un intervento di Rubin. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Bravo Rachmani che recupera subito palla, Zielinski subito per Rachmani. Purtroppo sbaglia il passaggio, ma Osimhen recupera palla, grande Osimhen, non ci chiamano fallo. Attenzione. Occasione per il contropiede. Prova a chiudere chi niente da fare. Chiusura del capitano. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Vediamo se può colpisce il pallone. Salva la sua porta. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Il capitano di Lorenzo che si allunga la palla. Se ne va. Attenzione, Ronaldinho recupera palla. C'è Ronaldo. La mette in avanti. Dybala con Rivera si fa saltare. La parata è di Meretti. E c'è il purtroppo becchiamo Napoli. Santissimo e benedetto Cristiano Ronaldo. Santissimo e benedetto. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla. L'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. L'errore del portiere pesa sempre più degli altri, perché mina anche la sicurezza della difesa che è davanti. E niente, raga, non abbiamo cominciato benissimo. La squadra avversaria è abbastanza forte. Lui gioca abbastanza bene. Vediamo cosa succede. Il Napoli si trova già in svantaggio, un pessimo inizio. Un errore. C'è Messi. Abbiamo cominciato Maluccio stasera. Lobo. Attenzione, Olivera. Smessa subito per Lobotti, la bella palla, Lobo. Riceve palla da dietro. Kvaratskhelia la mette in mezzo per Osimhen. Rubare palloni così non è mai un caso. Anch'issa, vede il Ciuchi. Ha la possibilità di andare davanti alla conclusione. Da fare. Grande Anch'issa recupera subito palla. Attenzione, Anch'issa ancora lui. Zielinski che purtroppo rallenta, però attenzione, recupera palla. Zielinski! Miracolo di Cassio. Che classe, ottimo salvataggio. Ha fatto tutto alla perfezione. Ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Santissimo Casio, vabbè. Zielinski dalla bandierina, parte Zielinski, cross in mezzo, c'è Osimhen ci prova, niente da fare.
niente da fare. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Purtroppo si fa scippare la palla da Verratti, ma recupera Kvara. Non hanno perso tempo per recuperare palla. C'è Messi. Esattamente al cazzo di Pavard. Messi. Grande Lobo. Grande Lobo che perde però subito palla. Dio bastardo. Cerca il tiro dalla media distanza. E il portiere fa il suo dovere. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Attenzione. Osimhen fa bene la torre. Riprende palla. Ha letto bene l'azione, ottimo intervento. Pressing molto fisico ma regolare. Bottica dentro per il Ciuchi Lozano, attenzione. Riceve un pallone interessante. Pallone impossibile da raggiungere, troppo lungo. Vabbè, però stiamo macinando un po' di gioco. Rachmani contro per Kvara, Lobotka, bravissimo Zielinski, ancora Kvara. Una intricata rete di passaggi. Peccato. Zielinski, brutto passaggio di a sinistra con il passaggio. Ecco l'occasione di contropiede. Si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari. Anghissà. Attenzione. Lozano. Ciuchi. Pallone interessante in verticale. Supera il diretto avversario. Incredibile. Capitano per Anghissà che la mette in mezzo. Riescono a salvarsi. Qui abbiamo imbastito una bellissima azione. Bravo, recupero di loro. Niente di fatto, azione interrotta. Entro subito per Zielinski. Vede lo scatto e cerca la profondità. Passava questa palla. Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo però. Avrebbero dovuto capire che lì non si passava. Mancava proprio lo spazio. Zielinski vede il Ciuchi dall'altro lato. Anghissà. Passa per Anghissà. Zielinski. Può liberare il tiro. Dentro. Mamma mia. Cristiano Ronaldo. Bravi, attenzione, recuperiamo subito. E sbaglia malamente il passaggio inguardabile, che peccato. Chissà, che rivede Kvara, che ci prova di prima, niente da fare. Cerca di far avanzare i suoi con un pallone interessante. Ci stanno chiudendo alla grande. Opportunità di ripartire adesso, ma c'è il capitano. Poteva finire in modo davvero diverso, l'hanno scappata bella. Un intervento fondamentale. Era in inferiorità numerica, doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. Cazzo, l'aveva sbagliato. Ci prova. Ci è andato molto vicino, però non ha trovato la porta. Era in buona posizione e vedeva bene la porta. Ha preso la decisione giusta, ma non ha inquadrato lo specchio. Lo stiamo provando a chiudere, ma purtroppo la difesa non cede e noi abbiamo fatto qualche errore, purtroppo qualche errore sciocco che non ci ha permesso di pareggiare la partita per il momento. La gioca a sinistra. Palla, ancora Kvaratskhelia. Un'altra azione in copertura. Calcio di punizione per il Napoli. Kvara batte veloce per Zielinski. Che purtroppo perde una brutta palla. Zielinski. Osimhen, recupero fantastico. Anghissà. Smista per Giannino Di Lorenzo. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Finiscono così 45 minuti di calcio. La prima parte non certo vale le emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Hanno giocato complessivamente bene, ma sono mancati in fase realizzativa. Sono sicuro che nel secondo tempo faranno di tutto per recuperare. Vedi come va, Peppe, spero che tu mi stia ancora ascoltando. Ok. Il volume del gioco l'ho abbassato, il microfono non lo posso alzare. Vedi come va? Intanto ripartiamo. Inizia adesso il secondo tempo. Il Napoli ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso e prendere in mano la partita fin dal primo minuto della ripresa. Osimhen! Niente da fare, Ciuchi! Che ha il basso rimbalzo. Bel rete! Hanno reagito benissimo. Il pareggio mi sembra tanto assolutamente pareggio meritato. Peppe, goditi il pareggio. Ha letto ha benissimo abbassato la il gioco. situazione, depositato il pallone in rete. Il portiere ha tutte le ragioni per lamentarsi con i Pareggio compagni. incredibile e meritatissimo. Troppo spazio concesso, non possono permettergli di arrivare liberi in quella posizione. Proviamo ad andarla a vincere, ragazzi. Si riparte di nuovo in parità. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Lozano, se ne va il Ciuchi. Ed ecco che viene servito sulla faccia. Il Ciuchi dentro. Cross in arrivo. Occhio al tiro.
Impatta bene una palla non facile. Giusti gli applausi dalla panchina. Una palla servita forte e tesa può sorprendere qualsiasi difesa. Di Stavolta lo so, non hanno ma trovato infatti il gol, non so ma come ci abbassarlo riproveranno in questo quel modo. Gesù Cristo, veramente, non so se si può togliere. La gioca sulla destra. Allora, ma io lo vorrei togliere, ma non si può togliere il cazzo di Carissa, Mancini gioca una palla lunga. Attenzione, prima arriva a tirare il Ciuchi dentro per Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. La situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci una pezza. Ha approfittato di un momento di incertezza degli avversari ed è entrato. Attenzione al Ma tiro. come cazzo si fa? E anche stavolta niente di fatto, incredibile. È vero che chi semina raccoglie, ma devono Tanto anche vedi essere adesso. spietati quando è il momento, altrimenti si possono iniziare a demoralizzare. Kvaratskhelia, mannaggia ragazzi, che si è divorato. Che si è divorato, guarda. Dai ragazzi, dai. Bravi, ancora la botta. Zelinski Se la allunga un po' troppo. risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Ora ci tocca difendere con Olivera che recupera palla grande, lo botta. Attenzione ancora Prova a Kvara. partire in velocità. Kvaratskhelia prova a darla dietro. Recuperiamo palla di nuovo, lo Lobotka. botta. Dentro Prova per a darla Kvara. profonda, nello Subito spazio. per Zelinski. Secondo me Fabio non si aspettavano neanche di poter pareggiare immediatamente all'inizio del secondo tempo. Ora devono Peppe, continuare a crederci perché hanno la possibilità di vincere la partita. Difende con tutto il peso del corpo. Kim, vede Kvara che entra. Kvaratskhelia. Conclusione. Non si passa. E Ottima basta, poi mo ti parata. faccio una Non c'è foto. che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Tanto recuperiamo palla. Ecco Ronaldinho. Qui Attenzione può con partire il Giannino contropiede. Di Lorenzo, incredibile. Sceglie di andare Dentro, per le vedi vie il Ciuchi, verticali. Lozano? C'è Il l'opportunità Ciuchi, per il Lozano. contropiede. Lozano Traversone dentro, di Lozano. Rosimen. Niente da fare. Errore qui, pallone sprecato. Botka. Zelinski la mette sul piano fisico e riconquista la mettere palla. pausa. Si manda la foto Lo a hanno Peppe e marcato faccio le molto bene, sostituzioni. non si è Anche potuto serve la palla. liberare. Dentro subito per Zelinski che l'ha smessa subito per Kvaratskhelia. Grande movimento nello spazio. Vede Osimhen. Prova la conclusione. E c'è il gol del Napoli. E sono E 2-1. adesso possono tornare a controllare il match. E Osimhen che cazzo fanno? Che cazzo fanno? C'è stata una deviazione chiarissima, ma il gol viene Cosa assegnato al Peppe, ma tiratore. li hai visti? Peppe, ti prego, dimmi che li hai visti. Adesso fa vedere, ragazzi. Vabbè. Andiamo un attimo in pausa. Fa la foto a Peppe. Allora, Peppe. Ragazzi, ma faccio uno sperino un po'. Come vi faccio vedere, ti faccio la foto su Streamlabs, ovviamente. Guarda come sta. Ok. Raga, vediamo un attimo se possiamo fare qualche piccola sostituzione perché Andessalo viene un po' stanco. Sì, Andessalo viene un po' stanco, mettiamo un po' Riff Elmas. E anche qua Kvaratskhelia, vi dico la verità, lo sostituisco un po' perché non sta giocando alla grande e quindi metto Giacomino Raspadori. Anzi no, ti metto proprio Politano. Perfetto, e bene così. Bene così, avanti Napoli ragazzi. Bene così, avanti Napoli. E tutto a posto, ricominciamo, sostituzioni e si vola. Beh ragazzi, vediamo se riusciamo a portare a casa questa vittoria. Mancano 20 minuti di gioco. Abbiamo fatto qualche sostituzione per dare un po' di freschezza. Ultimi controlli a bordo campo. Speriamo di portarlo a casa, che sarebbe tra davvero, chi sale in davvero cattedra e chi va sotto la doccia. fantastico cominciare questa passano in stagione vantaggio. in questo modo. Rimonta No, meritatissima. dobbiamo soffrire un Ma ora devono fare attenzione a non grande vanificare il vantaggio. Pensa al tiro e grande Meret Meret. chiude la porta. Parata fantascientifica di Meret, ragazzi. Lobotka, spazza Olivera. Bravo Olivera che la mette È fuori. riuscito a In realtà leggere serve tutto il in Ciuchi, anticipo e si è Serve portato il nella Ciuchi. posizione giusta per intervenire. che prova ad andarsene. Una giocata il che vale Ciuchi. quanto un gol. Mettilo alla metà di quello che mi hai mandato. Ok. Marco Aspetta. Verratti. La palla è ancora loro. Riprende l'azione d'attacco. Aspetta, me lo faccio. Ah, brutta palla sanguinosa, Se ne va. L'allenatore non può essere certo felice di questo passaggio. Grandissimo Kim. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si Attenzione. può fare sempre tutto da soli. Bravissimo C'erano buone Osimhen opzioni di che vede passaggio. Politano che la mette dentro. Riceve in ottima posizione. Ottimo intervento. Porca puttana maiala. Da come stanno giocando i suoi, credo che l'allenatore voglia chiuderla per evitare rischi inutili negli ultimi minuti. Che vede subito Politano, grandissimo Politano dentro per E trova il Elmas. compagno. Ma che cazzo fa? Vabbè, chi?
Fortunatamente non la perdiamo. Attenzione, Zielinski ha provato a imbocare per Osimhen, ma non si sono capiti. Il pallone dopo una lettura magistrale. Tiraccio di Lozano. E questa era veramente una grande occasione. Sarà amareggiato. Con il gol avrebbe messo al sicuro il risultato. Attenzione, grande Olivera. Allunga il piede verso il pallone. Il tempo Olivera è l'autore del fallo. Ok Peppe, vedi, adesso l'ho abbassato. Osimhen. Ragazzi, abbiamo resistere altri 9 minuti per portarci a casa questa prima fantastica vittoria in divisione 9. Maiciuri, attenzione, bravo Zielinski. La loro caparbietà è evidente. Botka dentro. Purtroppo quello che manca è il tempo. Subito per Lozano. Riceve palla da dietro. Lozano dentro, vedi Osimhen. Passaggio fantastico, ha spazio per il tiro e sbaglia completamente il suggerimento. Mamma mia, ragazzi, apertura ben calibrata. Cosa ha salvato? La difesa deve interpretare questa azione con un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Fantastico, lo Botka dentro. Politano, occasione per il contropiede. Politano e passa. Politano, attenzione dentro Politano per Elmas. Riceve il passaggio. Elmas dentro Elmas. Tocca verso il centro. Osimhen. Grande questa parata. Palla in fondo alla rete. Zielinski. Vantaggio che comincia a essere confermo che molto abbassare quello comodo. non cambia il volume, non è quello che cambia. Ma quello è il desktop, beh. Il portiere Aspetta, è stato bravo sulla prima Peppe, provo conclusione, ma un'altra non ha cosa. potuto nulla sulla seconda. Bel movimento e istinto della pace. La respinta è rimasta in zona pericolosa e lui ha inflitto il giusto castigo. Dimmi adesso Peppe come va? Mettono il sigillo sulla loro vittoria. Già, Ragazzi, 3-1 un divario importante, probabilmente a questo punto irrecuperabile. La partita penso sia pressoché in Ancora cassaforte. 4 minuti da giocare. Ronaldinho. Però sento Arriva che ci Cristiano provano. Ronaldo. Kim chiude tutto. Lobotka smista subito Prova a per partire in Zielinski velocità. che vede il Ciubi mette sulla Lozano. sinistra. Grandissimo Ciubi Lozano che la La mette mette in in area. mezzo. Un Politano passaggio Zielinski. uguale, ok. Allora il tempo che finisce la partita. E se abbasso invece l'audio così. Alla pronta per il secondo calcio d'angolo. Niente, è sempre uguale, Ancora anche adesso, nessuno per i anche rivali. adesso è sempre uguale. Zielinski. Attenzione, c'è Osimhen. Niente da fare. Osimhen di testa. Grande parata su una palla insidiosa. Attenzione. Molta confusione in aria. E finisce qui. E l'arbitro chiude qui la partita. Altri magari si sarebbero disuniti, ma loro no. Hanno dimostrato di non mollare mai. Hanno avuto grande lucidità e alla fine il risultato è positivo. Osimhen ci ha regalato una prestazione di altissimo livello, coronata dal premio di migliore in campo. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? Erano partiti male, ma sono riusciti a imporre il proprio gioco e conquistare una vittoria meritatissima. Vittoria che ci fa molto piacere.